Allora, finalmente sono arrivato a Milano, perché? Perché ho saputo che qui all'interno della fiera dell'artigianato ci sono un sacco di algheresi che stanno esponendo i loro prodotti. Andiamo a cercarli. Allora, intanto salutiamo Catalan TV. Vuoi salutare Catalan TV? Ciao ragazzi. Allora, come si chiama questa azienda? Raccontaci un po' della tua birra. Azienda dei Quattro Mori di Guspini. Quattro Mori di Guspini. Che sì. Niente, esce fuori con tre. Di la verità che non è di Guspini. Di la verità, di dove sei? Dillo, dillo. È uno scherzo, non è di Guspini, eh? Sempre di Guspini. È di Alghero, di Alghero. Allora, siamo qui insieme a un commerciante di Alghero. Lui sono di Cagliari, ecco. Non confondere la lana con la seta. Tu sei produttore di mirto, vero? Sono un produttore di mirto. Il migliore e non solo. E non solo, il migliore in assoluto di Alghero, vero? Dillo, dillo. No, non sono di Alghero. Ecco, perfetto, il miglior algherese a produrre i liquori è lui. Allora, parlaci un po' dei tuoi che liquori. non sono di Alghero. A posto, dicevamo che lui è un produttore, anzi un commerciante. Commerciante. Perfetto, un commerciante di formaggi, di salumi. Ecco, di che Alghero, prodotti- sì. no, di Cagliari, lui è qua ad prodotti Alghero. tipici. Ecco, a Guspini, perfetto. Sì, questa non ci interessa, questa è di Alghero invece. Questa è di Alghero, sì, Di vicino a Alghero. Guspini. Raccontaci di questa di Alghero, com'è questa di Alghero? Ma qui siamo proprio a un certo livello. Senti, ma tutte queste cose le fai tu, le fai fare oppure? No, le fanno i miei fratelli soprattutto. Ah, dove li fate? Ad Alghero? Dorgali, no, a Dorgali, nella parte ecco, opposta. ecco, quindi anche loro sono algheresi, ad Alghero riproducono tutto questo corallo, bene. No, dorgalesi. Ah, ecco, sì, vicino a Alghero. Vicino. Guarda che se dici che sei di Dorgali non ti posso mandare in onda, Rifacciamo. Alghero. Alghero, siete di Alghero, però per venire a comprare dove bisogna venire? A Dorgali. Perfetto, Assolutamente. questa la tagliamo, va bene? Possiamo trovare qua ad Alghero, dillo. Sempre in provincia di Guspini. Cagliari, Giovanotto, stai Perfetto. attento. Allora parlaci, raccontaci un po' di quali sono i tuoi prodotti, qual è la tua specialità? Allora il pecorino, acquaglio naturale, il migliore in assoluto, te ne accorgi tu che l'hai assaggiato prima. Sì, Sei di infatti. Cagliari tu. 10° anno sono. Ok, di Alghero, via 10° Maggio. Allora, vediamo, parlaci, cosa sono questi prodotti? Dai, Questi racconta. prodotti abbiamo il mirto. Perché so che ad Alghero sono le migliori birre, Devo proprio dire non è tanto buona, ma perché di Guspini, non è di Alghero. A Milano contiamo i prezzi che abbiamo in A Milano non ci interessa, noi siamo ad Alghero. Tu sei algherese, dillo, viva Alghero, dillo. Viva l'Alghero, ma io sono di 10° Perfetto. anno. Allora, i nostri prodotti sono il dolce della sposa, Sì, las asadinas, sì, zaranzada, l'aranzada, abbiamo la cotognata, la cotognata, abbiamo il savoiardo che è buonissimo, il savoiardo. e gli amaretti. Anzi, dovresti dire, noi guardiamo solo Catalan TV, dillo. Noi guardiamo soltanto solo Catalan TV. Catalan TV. Quindi per comprare tutti questi formaggi bisogna andare ad Alghero, in che via? No, a Cagliari. Ok. Allora siamo in compagnia di Salvatore Pala dell'azienda Samarigosa, famosissima Samarigosa di Alghero. No, veramente non siamo di casa. Allora, che cosa producete qui voi? Allora, faccia vedere. Abbiamo Zucchine, poi tutta confettura. Cosa sono? Marmellata o no? No, abbiamo i sottoli, abbiamo I sottoli extravergine d'oliva, abbiamo quelli in olio di semi, Perfetto. poi abbiamo le creme. Ecco, quindi la produzione è vostra, Samarigosa di Alghero è vostra quindi. Sì. Ad Alghero dove siete esattamente? Dove siamo esattamente ad Alghero? Allora siamo in compagnia di Giuliano. Giuliano, devi guardare questo buchino qua, vedi? Guardo. Ce la fai a guardare il buchino? Sei capace a guardare il buchino? Piccolo, ma sono capace. Allora Giuliano è un grandissimo produttore di liquori di Alghero. Allora, Io sono appunto, di Alghero. per precisare. Sì. In via Maddalena hai detto, ad Alghero. Allora parlaci un po'. Di la Maddalena. Allora parlaci un po' dei tuoi liquori. Dai, allora facci vedere qualcosa. I liquori sono i tipici liquori artigianali sardi, di cui adesso mi è rimasto, purtroppo ho già venduto, Hai già venduto con molta tutto? soddisfazione ho già venduto quasi tutto. Ah, ho Mi è rimasto capito. solo il liquore zafferano. Faccelo vedere, dai, eccolo qua. Guarda che bello. Che sapore ha questo? Guarda, con scorze di limone e stemmi di zafferano sacro. Perfetto, qui ad Alghero dove lo possiamo comprare? Lo potrei trovare solo a Maddalena. Ad Alghero si trova la... come si chiama? La dolceria? Come si dice Pulini di tecnicamente? Gianfranca, dolci Perfetto. sardi. Allora, volete dire viva Catalan TV per favore? Viva Catalan TV! No, via, quella è un'altra cosa, no? Viva! Viva Catalan TV! Viva Catalan TV! Allora, salutiamo Catalan TV! Dov'è l'azienda? A Cabra. In via Cabras ad Alghero, ricordatevi, salutiamo Jurato, finalmente, salutiamo il programma finalmente, arrivederci. Salve Salvatore, saluti! Arrivederci.
Puccio 97, 97 ad Alghero. Allora ti aspettiamo. Giovanotto. Un abbraccio, saluta Ciao, Catalan TV. ciao a tutti. Ciao, quindi per comprare questi liquori bisogna venire ad Alghero, va bene? Saluta perdetevi Catalan TV. Alghero. Saluta Grazie, Catalan ciao, TV. arrivederci. Ciao, io ti guardo sempre Catalan TV. Catalan TV. Catalan TV, io ti guardo sempre, ogni giorno. E viva la sempre di più. E viva la Sardegna. E viva la Sardegna. Salutiamo finalmente il programma, finalmente, dillo. Finalmente salutiamo finalmente il programma da Iurato il presentatore, dillo. Amen. E allora siamo sempre alla Fiera dell'Artigianato. Volevo domandare, ma lei conosce Catalan TV? Certo che lo conosciamo. Come mai lo conosce Catalan TV? Sono di Alghero. Ah, è di Alghero. Abbiamo gli algheresi qui, qui c'è la moglie, l'amica, La sorella. ah, la sorella, tutta una famiglia qui, eh? Giuseppe, ti facciamo subito una domanda per finalmente. Che cos'è la carta di musica? Dici, tu forse sai di cosa si tratta? È un pane sottilissimo che facciamo noi ad Alghero, lo esportiamo un po' da tutte le parti, sia all'estero che in Italia. Niente, oggi siamo a Milano per vendere i nostri prodotti e farli conoscere. Buongiorno, lei è l'artista, vero? Sì. Lei è lo scultore, l'artista di tutti questi begli articoli che vedo esposti, o no? Certo. Ecco, come si chiama lei? Nome e cognome? Eri Alfredo della Stillegna. Stillegna. Mi raccomando, non vendere troppa carta di musica, Vuoi tornare vuoto, di la verità. Torneremo vuoti di Sei sicuro. venuto col furgone? No, abbiamo spedito, non in aereo, abbiamo spedito tutto con i mezzi. E quindi conti di non pagare il corriere al ritorno perché hai fatto fuori tutto. Sì, noi abbiamo un'azienda vicino ad Alghero, la Sì. Paraz, Sì. produciamo principalmente fiori sacri, fatto a latte crudo, abbiamo un'azienda sostenibile, abbiamo tutto l'allevamento, tutto il pascolo e trasformiamo solo il latte delle nostre pecore. Allora, per finalmente siamo qui con Chiara Vesana, siamo alla Fiera dell'Artigianato e ci troviamo con una scrittrice importante che è di origine milanese ma ha un segreto. Vogliamo dire qual è questo segreto? Di tuo marito. Ciao a tutti, il mio segreto è che mi sono sposata con un sardo, quindi milanese sì, però sono stata anch'io attratta da questo paese meraviglioso che è la Sardegna. Abbiamo giusto un paio di minuti di tempo. Raccontaci di questo libro, di come è nato e di che cosa fai tu, anzi partirei direttamente da che cosa fai tu di mestiere in realtà. Allora, io sono una giornalista, ho un blog su G24 dal 2009 che racconta un po' quello che è il mondo del wedding. È un'importante Giuseppe. E appunto da questa esperienza giornalistica legata al mondo dei matrimoni, il 12 novembre è uscito questo romanzo che si intitola La casa dei matrimoni, edito da Valentina Edizioni e che racconta un po' quella che è la mia storia, è un romanzo autobiografico, racconta le 5 storie d'amore della mia famiglia dal dopoguerra fino ad oggi, come è cambiata la concezione del matrimonio e della famiglia sia a livello socioculturale che a livello di costume. Allora noi siamo un po' improvvisati perché abbiamo un iPad qui. La tecnologia oggi non l'abbiamo dietro con noi, però cercheremo al meglio di far vedere. Allora, questo libro è edito da? È edito da Valentina Edizioni, la prefazione è a cura di Paolo Liguori e di Giuliana Parabiago, che è il direttore di Vox Sposa. E appunto c'è tanta Italia, ci siamo noi italiani in questi ultimi 60 anni, c'è la Sardegna, la Puglia, noi siamo qua alla Fiera dell'Artigianato, quindi c'è quella che è la nostra storia e le nostre radici. Vi annuncio che sicuramente presenterò il libro anche in Sardegna, entro l'estate sarò sicuramente a Sassari, forse anche ad Alghero e a Cagliari. Perfetto, va bene. Allora noi siamo molto contenti, fai vedere ancora la copertina del libro, facciamo un saluto finale, salutiamo gli ascoltatori di Finalmente. Un saluto a tutti quanti e ci vediamo presto quindi. Assolutamente. Allora ci vediamo alla prossima puntata, qui è tutto dove siamo? Dalla Fiera di Roma. Dalla Milano. Fiera di? Che fiera è questa? Fiera Milano dell'Artigianato. Perfetto, è tutto. Da qui è tutto, devi dire adesso. Dal Bombino. Salutiamo, passiamo la linea in studio ad Alghero, vai. Passiamo la linea ad Alghero. A te Giuseppe. Ciao. No, tu devi dire a te Giuseppe. A te Giuseppe. Ciao a tutti, ciao. Catalan TV. E non la perdo più. E non la lascio più, dillo tu. Non la lascio più. Ciao.